Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, mercoledì 15 gennaio 2025. È dello scorso 8 gennaio il post che sulla pagina Facebook del Consorzio Lidi di Chioggia ha attratto ieri sera la nostra attenzione ed è di Palazzo Grassi che parla. Si tratta di un palazzo che rappresenta un patrimonio culturale della città, dall'architettura elegante e dalla storia affascinante, ed è testimone del profondo legame tra Chioggia e le antiche famiglie nobiliari venete. Si legge sul post che ne racconta un breve tratto di storia. Nel finire degli anni 90, quando il palazzo, dopo un restauro a cura dell'amministrazione di allora, venne riconsegnato alla collettività, ma dandogli un nuovo scopo, contenitore culturale e scientifico. Oggi infatti è sede del Museo Livi di Zoologia Marina e costituisce il punto di riferimento per la diffusione della conoscenza della biodiversità marina. Altri spazi sono stati invece dati in uso all'Università di Padova, al momento senza alcuno scritto, aggiungiamo noi, in quanto la convenzione in essere è scaduta da oltre un anno. L'essere sede di un museo aperto al pubblico e sede di una facoltà universitaria ha reso, afferma Lidi di Chioggia, Palazzo Grassi un luogo vivo e dinamico e per il turismo un valore aggiunto, un elemento di gran pregio. In tutte le esposizioni internazionali in cui il Consorzio Lidi di Chioggia si presenta illustrando le bellezze della nostra città, Palazzo Grassi viene presentato con orgoglio, un esempio della ricchezza storica e culturale della città. In tali occasioni il museo viene valorizzato, la visita al palazzo viene promossa, la sua storia è raccontata e questo rafforza l'identità della cultura clodiense e si trasforma in un punto d'attrazione per chi cerca un turismo di qualità. Secondo il Consorzio Lidi di Chioggia, concedere l'intero Palazzo Grassi a organizzazioni esterne, ora si sta discutendo per la convenzione con l'Università di Padova, significherebbe privare la città di Chioggia di un suo simbolo, della propria identità e della propria storia. Il Consorzio lo reputa proprietà della collettività e deve essere pertanto tutelato e valorizzato, deve continuare a rappresentare un punto di riferimento della cultura di Chioggia e un motivo di orgoglio per l'intera cittadinanza. Qui nel nostro sportello offriamo servizi di luce e gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, da lunedì al venerdì 8:30 12:30, 14:30 18:30, in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento. Ieri si è tenuto a Cabianca l'incontro tra l'amministrazione rappresentata dall'assessore ai trasporti e dal sindaco e la popolazione residente nel percorso bus che tocca Civa e Cabianca a Capasqua e che arriva a Chioggia in ritardo, ma ci arriva. Ad attendere l'amministrazione una cospicua folla soprattutto di genitori i cui figli devono giungere a Chioggia per avere istruzione, ma anche di lavoratori e di chi usufruisce del servizio subendone tutte le pecche che a distanza di 2 settimane dalla partenza ancora manifesta. Al tavolo della discussione nessun rappresentante di Arriva Veneto, nonostante del servizio dell'azienda si stesse discutendo, del servizio che sta offrendo. L'assessore non ha gradito molto la nostra presenza. Invitata a cercarci con lo sguardo dal sindaco Armelao, vedendoci ha esordito all'incontro con «Ah, Ighesè», accogliendo il mezzo di informazione con un moto di fastidio. Non è che per il pubblico il suo fastidio abbia avuto importanza, a chi era presente sono ben altre le cose che danno fastidio, cose di cui l'amministrazione attuale è l'unica responsabile, non avendo fatto nulla in questi mesi per proseguire il servizio con ACTV, ma togliendo gli oltre 300.000 euro annui necessari
perché si mantenesse il servizio pubblico, indispensabile soprattutto da e per le frazioni. L'incontro è stato chiesto dal presidente del comitato della frazione, di Anin, mentre il prossimo lunedì ci sarà un incontro con i presidenti di tutte le frazioni. Nel frattempo saranno avviate alcune modifiche del servizio. Neppure la prossima settimana si comincerà a partire con le corse fisse anche pomeridiane, oltre a quelle che si tengono in orario scolastico, e neppure si partirà con quelle dei festivi. Impossibile migliorare il servizio in questo senso, sono da modificare i turni degli autisti e continuano a mancare i 2 bus, a quanto pare datati. Uno dovrebbe essere pronto per fine mese, mentre quello uscito lunedì dall'officina è dovuto rientrare immediatamente per problemi all'impianto di riscaldamento, problemi che gli utenti avrebbero sopportato benissimo a fronte di un servizio più frequente. Entro l'estate dovrebbero essere consegnati 5 nuovi autobus, basta avere pazienza e attendere. Ci sono 2 serie di problemi, si è apprestata a rendere noto l'assessore. Uno riguarda i bus scolastici e uno quello dei lavoratori. Arriva Veneto sta provvedendo ora a contare l'utenza che usufruisce del servizio, anche se a quanto ha detto il pubblico non sempre l'obliteratrice funziona e il controllo dell'utenza e quindi della misura e del numero di bus necessari per servirla andrebbe fatto direttamente con una conta sul campo. Molte sono le difficoltà che vengono generate all'utenza a causa degli orari non rispettati sia sul servizio fisso che su quella chiamata tramite applicazione, servizio questo che tocca con la stessa corsa tutte le frazioni, costringendo l'utenza a percorsi lunghi e assurdi e facendole saltare gli appuntamenti. La richiesta del pubblico è tornare al servizio come era svolto da CTV, richiesta al momento respinta in quanto a quanto sembra ci si deve arrangiare con i mezzi previsti e con gli autisti concessi. Per modificare l'attuale servizio rivolto alle frazioni ora bisogna riarrangiare quello attuato nell'area urbana di Chioggia. Ingiustificabile sembra sia il ritardo nelle tabelle di marcia che fa giungere i bus in ritardo anche con la coincidenza al monumento al cavallo. I problemi non sono solo sulle corse che sono state tolte, ha sostenuto un utente appoggiata poi dagli altri, ma anche sulle corse esistenti, in ritardo costante nonostante la partenza dal capolinea allo stesso orario a cui partiva ACTV e con lo stesso percorso. O erano dei maghi gli autisti di ACTV o non si spiega, è stato detto mettendo in dubbio la perizia dei nuovi autisti ad affrontare le strette strade delle frazioni, autisti che l'assessore sembrava convinta fossero gli stessi di ACTV, ma così non è. Tali frequenti ritardi spesso costringono i genitori a cambiare i loro piani per accompagnare i figli a scuola o il parente o l'amico al lavoro. Ai reclami che vengono puntualmente fatti l'utenza non ottiene risposta. Tutti questi problemi sul rispetto degli orari non ci sono mai stati, è il coro che si è alzato dal pubblico, anche 25 minuti di ritardo. L'assessore a tavolino, ascoltando le esigenze dell'utenza, ha rivisitato gli orari della partenza dei vari bus in modo da rispondere nell'immediato, ma ci chiediamo se, senza il parere di un responsabile dell'azienda dei trasporti interessata e incaricata, sia possibile per l'assessore prendere simili decisioni essendo certa che siano fattibili. In fondo, la congruenza degli orari esposti con quelli effettivi sembra un problema leggermente più complesso da risolvere, anche visto che in questi 15 giorni di servizio le cose in questo senso non sono cambiate. Gli studenti spesso pagano un abbonamento annuale, anche per quest'anno scolastico lo hanno pagato a fronte di un servizio che ora non viene svolto in modo adeguato. Un servizio che prima con ACTV dava anche la possibilità di muoversi anche verso Sottomarina, ma che ora si ferma al cavallo in attesa di una coincidenza che magari è appena partita. Una sorta di coordinamento dovrebbe essere fatto da Riva Veneto con gli istituti scolastici, in modo da far coincidere il passaggio del bus in concomitanza con l'orario di ingresso e con quello di uscita. Ora, con i ragazzi che devono attendere anche mezz'ora il passaggio del bus, non sembra che il coordinamento sia stato fatto ad hoc e forse è da rivedere. In ogni caso, quando abbiamo assistito all'incontro che era stato fatto a Cavanella d'Adige, abbiamo affermato che sembra si stia navigando a vista. Non possiamo che ripeterci. Continuiamo a credere, probabilmente sbagliando, che se il comune mettesse in campo più risorse ci potrebbe essere un numero maggiore di autisti e di mezzi e il servizio sarebbe probabilmente migliore.
Al momento l'impressione è che si vogliano fare acrobazie con pochi denari. A farne le spese di questa specie di dimostrazione è come al solito l'utenza. Potrebbero separarsi. Ma sa, prima il Veneto, prima i Veneti, prima i cittadini del Veneto, dico che è fondamentale che questa sia la priorità. Se si ragiona in questa direzione si sa già, diciamo, cosa si deve fare. Dopodiché io sono a disposizione di quello che è il mio partito e vedremo quale sarà, diciamo, la risultanza di questa riflessione, che secondo me è doverosa da fare nel rispetto dei Veneti. Soluzioni calate dall'alto di certo non verrebbero accettate. Ecco, prima i Veneti, però Giorgia Meloni ha detto che le soluzioni vanno trovate in un tavolo di maggioranza a Roma. Ma sai, al di là della localizzazione dei tavoli, di quello che faranno, cioè, noi Veneti abbiamo una capacità di lettura, se è favorevole o contrario ai Veneti, quello che si decide in maniera istantanea, per cui facciano pure le riflessioni, benvengano le riflessioni, e dopodiché si tratterà di capire che continuità si dà a questa amministrazione e soprattutto quanto saranno rispettati i Veneti. Fratelli di posizione del partito, ma Zaia è pronto comunque a correre con la lista Zaia come consigliere regionale. Ma io a disposizione del partito vuol dire tutto, nel senso che non penso che ci siano ancora 10 mesi di fronte, che è un'era glaciale, è inutile stare qui a fare previsioni, lanciare tanti diciamo, warning, definiamoli così. Day by day, giorno dopo giorno, vedremo quale sarà l'evoluzione di tutta questa corsa. Ne ho fatte ancora corse in solitaria, corse nel centrodestra. È ovvio che noi speriamo di fare una corsa unitaria, però è fondamentale che ci siano dei presupposti per farla bene. Fratelli d'Italia vorrebbe il sindaco di Venezia, cosa ne pensa? Penso che mancano 10 mesi intanto a finire questa amministrazione. Non abbiamo ancora capito se la Regione andrà a votare a ottobre 2025 o con il Comune di Venezia nella primavera 2026. E penso che proprio nel rispetto dei Veneti, finché sono qui in Regione, parlo di Regione. La partita del terzo mandato lei non la vede ancora chiusa, può ancora immaginarsi di ascoltare la voce dei Veneti con uno Zaia ancora governatore? Guardi, ci ritroviamo in un momento storico particolare per il Veneto, che è innegabile, cioè i Veneti chiedono la mia ricandidatura e lo chiedono in maniera trasversale. Detto questo, lasciando a parte diciamo, altri ragionamenti, dico che abbiamo ancora in piedi una sentenza della Corte Costituzionale che ci aspettiamo rispetto al tema campagna. Cercheremo di capire che evoluzione ci sarà e si cercherà anche di capire cosa vuole fare il governo, perché finché ci sono i tempi il governo può anche dare altre indicazioni. Al momento ci sembra di capire che non ci siano espressioni o ufficiali, visto e considerato che qui c'è un dibattito che non si capisce dove vada a finire. Però Meloni e Tajani hanno avuto delle parole abbastanza chiare, soprattutto Tajani. Ma sì, io ho visto che ci sono delle dichiarazioni assolutamente chiare, è una questione di coerenza, dopodiché la coerenza ci porta anche a dire che le cariche dei sindaci, di solo 100 sindaci su 6.000 e di solo alcuni governatori sul totale dei governatori hanno il blocco di mandati, guarda caso sono le uniche cariche elettive. Perché poi parlamentari, deputati, onorevoli, Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, senza far guerra a nessuno, ma è un dato di fatto, non hanno limite di mandati. Detto questo, Per un'eventuale corsa in solitaria i numeri ci sono per una vittoria? Ma guardi, non devo essere io a dirlo e soprattutto non metterei il carro davanti ai buoi, questo è fondamentale, cioè la lettura non deve essere che Zaia vuol correre da solo, la lettura Zaia dice avete 10 mesi di tempo per pensare, cercate di risolvere il problema. Ma non un candidato calato dall'alto comunque deve essere il territorio. Ma questo mi sembra la condizione di base, cioè il prerequisito per ogni ragionamento. Ma calato dall'alto significa che non lo decidono Tajani, Meloni e Salvini in una stanza a Roma. Significa che ci deve essere un dibattito tra le forze politiche locali del Veneto. Beh, penso che questo sia condivisibile anche da anche altri esponenti anche di altri partiti, non solo della Lega, rispetto al fatto che chi deve governare il Veneto deve essere espressione del Veneto. ipoteticamente via il terzo mandato, Luca Zaia è strapronto. Ma guardate, se c'è lo sblocco dei mandati è innegabile che mi ricandiderei, anche perché darei risposta ai tanti cittadini che mi chiedono di farlo.
Simbolo della Lega senza Salvini è un problema o un'opportunità? Prego. Io penso che abbiamo aperto tanti fronti, non andrei a aprire un altro fronte che non serve a nulla, nel senso che il problema non è star lì a parlare di simbolo in questa fase. Il problema in questa fase è di parlare di progettualità, di programmi e soprattutto di una questione che secondo me non è in antitesi con la questione meridionale, ma è assolutamente, va di pari passo, che è quella del nord. Cioè il nord produttivo, che comunque garantisce una sanità a tutta Italia con le addizionali dell'IRPEF, con i residui fiscali, ha delle necessità che innegabilmente sono diverse da quelle di altre parti d'Italia e viceversa. Il Sud ha bisogno di avere delle azioni forti e energiche, ad esempio per risolvere tutto il tema delle diseguaglianze. Quindi Nord e Sud vanno a pari passo, ma a volte con istanze diverse. È Pino Penzo, ex presidente del Consiglio del Comune di Chioggia, a rispolverare la questione del trasferimento del parcheggio dei bus da Borgo San Giovanni a Valdario, una promessa che l'attuale amministrazione ha fatto ancora 2 anni fa. Secondo Penzo, l'area adiacente al cimitero di Chioggia, che vede ora sacrificata, potrebbe essere strategica per risolvere la cronica mancanza di parcheggi per residenti e per turisti. Proprio perché la stagione turistica è alle porte, tra l'altro con la ZTL attiva, la città rischia di trovarsi impreparata per affrontare la questione parcheggi, un problema che poteva e che doveva essere affrontato, ribadisce, aggiungendo che siamo ancora una volta ad ascoltare annunci che restano parole vuote e che è ora di passare ai fatti. Ricordiamo che un paio d'anni fa, tra l'altro, l'autorità di sistema portuale aveva promesso all'amministrazione di poter usufruire dell'area libera di Valdario, antistante l'area portuale, per un paio d'anni, eventualmente in attesa di trovare una soluzione migliore in base a quelle che si sarebbero manifestate come reali necessità, con la motivazione che sarebbero dovuti sopravvenire i parcheggi per i bus. Sembra anche che sia stato rifiutato alla SMAL di Chioggia, un'associazione di drift, l'utilizzo dell'area per realizzare i suoi spettacoli, addirittura per 2 annate. Intanto i 2 anni concessi al comune dall'autorità di sistema sul calendario sembrano passati, almeno dal momento in cui la parola data è stata resa pubblica. Se sono stati poi presi altri accordi per la data di partenza di questo accordo, appunto, non ci sono stati resi noti. A quanto sembra, il claim che il sindaco usa spesso dalle parole ai fatti qualche volta non agisca in modo così immediato, non lo fa sul lungo Lusenzo, dal traghetto ai Murazzi, dove la pavimentazione continua ad attendere un intervento stagione dopo stagione. Non lo fa al Teatro Astra, dove in questi 3 anni l'unico intervento che è stato visto è stato di pulizia in attesa degli operai, a quanto ci ha riferito chi stava rendendo salubre l'ambiente. Non lo fa sul ponte della Fossetta, tra l'altro oggi ne parla Andrea, dove l'11 dicembre del 2023 si prendevano misurazioni, a luglio del 2024 si facevano carotaggi e sul quale si presentava un terzo aggiornamento a metà ottobre dello scorso anno, sulla cui approvazione o respingimento non abbiamo avuto alcuna notizia. Penzo afferma: non ho ancora capito quando l'amministrazione comunale intenda rispettare la promessa fatta 2 anni fa, trasferire i bus dal parcheggio di Borgo a Valdario. Pino, consolati, non sei il solo a non averlo capito. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 15 gennaio 2025, è la farmacia L'Adriatico in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio.
Se volete ci vediamo in negozi alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra e la pagina Facebook Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci e ciao a tutti!